occasioni e buttati via in attacco. Noi siamo i nostri peggiori nemici nel campo, quindi se noi non andiamo a dare il 100%, faremo fatica con tutte le squadre. Quello che è successo. Comunque anche non voglio togliere niente al paese perché, come ho detto prima, è una squadra che piace giocare e ci ha giocato bene, tanto possesso, ci ha messo in difficoltà in 2 o 3 occasioni, quindi hanno giocato bene. Quindi, sì, abbiamo tante sicurezze in difesa, cioè, in difesa funziona bene, anche se dove facciamo ancora fatica nelle transizioni e nel controttacco, quindi forziamo tanti turnover in difesa, però con quelle palloni non riusciamo a dare segnale. Quando dovremo segnare almeno il 50% volte perché le palle non arrivano. Però vedo già fra i ragazzi che parlano del derby, quindi sicuramente sarà una cosa molto sentita, non aspettiamo un bel gioco tutto perso, però sicuramente ci sarà la voglia di lottare e di fare bene, che forse è quello che mancava per la fine settimana. C'è tanta opportunità per fare meglio e noi siamo qua per fare meglio. Ho seguito il sistema di difesa, ho andato su con i nostri ragazzi e poi ho visto un'opportunità per salire fuori la linea e prendere la palla, è questo. Ovviamente il prossimo è il derby gigante da Verona. Se loro arriva aggressivo, come noi pensi loro deve arrivare, e voglia arriva, anche noi deve arrivare aggressivo sulla partita e fa benissimo nei primi 20 minuti per vincere l'advantage line ogni volta, la linea di avvantaggio, e fa cosa giusta, senza errore. Sono bene l'acqua, con capo Michele Mortali, c'è sempre una sfida di famiglia, mi piace questa cosa perché fa la tutto.